Scatman's World. Bella raga, bel veneziano, siamo tornati sopra la sagra del 2015 perché dobbiamo continuare la stagione chiaramente e siamo nel campionato italiano a cronometro, quindi direi di fare una bella simulazione rapida, tanto sappiamo che nei cronometri siamo così, vediamo se abbiamo le palle di portare a casa il titolo, niente da fare, sfugge anche quest'anno, lo vince Andrea Cacciotti, complimenti a lui, per veneziano un terzo posto che però è un po' amaro. Ok, che mi arrivano un po' di punti. Potremmo provare quello in linea. Qua ragazzi. Eccoci qua raga. Mancano 20 km per la gara in linea. Per diventare campione d'Italia. Sarebbe bellissimo portare a casa anche questo risultato. Vediamo. Devo stare molto attento che c'è gente forte. C'è anche Aru, Nibali. Insomma, tutti i migliori italiani chiaramente. Devo stare attento a questa è la mappa. Tutta pianura e poi due salite da Milano, Torino. Attenzione a Pollonio, sta tirando a Pollonio. Eccolo qua il Cume che arriva. Ecco. Non perdiamo terreno. 19 km, questa salita è fondamentale. Quest'anno voglio proporre anche campionati nazionali perché chiaramente ormai ho fatto una preparazione perfetta anche per questi. Speriamo bene. Abbiamo uno 0 di giornata, non male alla fine, dai. Farà Pollonio. Gran velocista Pollonio. 17 km. Veneziano tiene bene, non vedo Nibali, non vedo Vincenzone. Veneziano sgambetta bene però, Vincitore del Giro d'Italia di quest'anno, del Tour de France dell'anno scorso, quest'anno vuole la Vuelta per la tripla corona e chiudere al meglio. Una stagione memorable. Dai Kume, ragiona. Superga ragazzi. Mancano 10 km per arrivare a Superga. C'è la discesa, adesso che dobbiamo recuperare bene in discesa, la borraccia c'è tutto. Abbiamo tutto per fare bene, raga. Possiamo velocizzare un attimo. Stando attenti, chiaramente. Ho una squadra però, ragazzi, che mi sta supportando in maniera devastante. Attenzione. Adesso staremo 4 km, raga. 4 km, vai di gel. Eccolo qua il Cume che deve salire al suo ritmo. Il Cume sta salendo al suo ritmo. Vai Veneziano. E Veneziano prova ad andarsene. Vai Veneziano, è il tuo momento, puoi vincere anche i campionati italiani. Scatto del Cume a 2,5 km. Veneziano vuole dare il colpo, Veneziano vuole dare il colpo. A Superga, ragazzi. Veneziano a 16 secondi di vantaggio, pochi, 13, siamo là. Siamo là, si tiene tutto per la fine. E adesso l'attacco finale. L'attacco finale. Dai Cume, dai Cume, dai Cume mostruoso. Dai Veneziano. Moscò non ce la fa, Moscò non ce la può fare. Mamma mia che pendenze ragazzi, che pendenze. Veneziano sta spaccando tutti, Veneziano sta spaccando tutti. È a Superga, va a vincere! Va a vincere, campione d'Italia. Yes! Troppo forte ragazzi, troppo favorito. Nibali non esiste, fioi. Nibali sta preparando forse altro. Mamma mia, e siamo anche campioni d'Italia, raga. Veramente un Cume disarmante, fioi. Per gli avversari. Alla fine non ho vinto di tanto, però ho fatto lo scatto decisivo. La squadra mi ha portato fino alla fine e poi a Superga, ciao. Grande, grande Cume. 30 secondi. E arriva un campione d'Italia. Anche questo è successo, raga. Mamma mia, siamo stanchissimi, però... Arriva un altro vessillo per veneziano, mamma mia che Cume. Allora, adesso vediamo un attimo. Il programma, adesso ci vede, vabbè, qua è finito. Qua è finito.
Adesso avevo il Tour di Polonia. Il Tour di Polonia, ci sono 7 tappe per preparare la Vuelta e finire la stagione. Vabbè, ok, a parte il mondiale, Lombardia, vabbè. Ok, ok, ok. Non ho altre gare. A questo punto andiamo col Tour di Polonia. Ok raga, mancano 8 km, siamo già alla quinta tappa perché le prime 4 tutte tappe per velocisti, sicuramente non un tour adatto alle mie caratteristiche, però ripeto, devo preparare la Vuelta, quindi va benissimo il Tour di Polonia. Eccola qua. L'altimetria, non siamo in grandissima forma, però siamo il Cume. Che bella la maglia del campione d'Italia, ragazzi, una soddisfazione immensa, ragazzi. Una grande, grande soddisfazione. Però sono già veramente stanco, eh. Andiamo un po' con il gel energetico. E che ho uno squadrone, Kreuziger, Valverde, Rada, cioè, veramente uno squadrone devastante. Il problema è che la vedo un po' dura, insomma, trionfare qua. Però ripeto, una bellissima preparazione per la Vuelta. Attenzione, partono via Formolo, parte via un po' di gente. No, no, io sicuramente non ho il ritmo oggi. Non ho il ritmo, ci provo anche, ma sarà molto molto dura. Onestamente non è un problema, io devo preparare la Vuelta, quindi fotte sega del resto. Sono proprio stanco, sono. Non ho proprio la lucidità per il momento, manca 1,7 km, ma... Provo lo scatto, ma sarà durissimo, ragazzi. Vai. Vai Veneziano, vediamo dove arriva. Chiaramente. Vai Kreuzig. Attenzione Veneziano all'ultimo! Mamma mia, il Cume Mamma mia, che scatto alla fine. Terzo posto, grandissimi. Ha vinto Formula, ma cosa ha fatto Veneziano? Anche da morto, mamma mia. Che fenomeno che ho creato, raga. Adesso andiamo anche a vedere chi ha vinto il Tour de France. Andiamo a vedere chi ha portato a casa il Tour de France. Speriamo Vincenzone, chiaramente. O uno dei nostri. Comunque terzi, ragazzi, mamma mia. Negli ultimi 50 metri ho recuperato non so quanto. Bravo Cube. L'importante però è vincere la Vuelta. Siamo terzi nella generale. Giovane miglior Cum. Buono, buono. Perfetto. Tappa 6, ok, è un percorso, non vado mai bene nei percorsi di solito, e l'ultima è una cronometro, ok. Andiamo a vedere i risultati. No, mondo, no, fanculo. Archivi. Le Tour de France l'ha vinto Nairo Quintana, ragazzi. Senza veneziano Quintana show. Incredibile. Incredibile, ragazzi. Quintana è mostruoso. Signora Quintana ha vinto anche lui. Quintana from e veneziano, signori. Mamma mia, vabbè. Andiamo a vedere invece le classifiche, perché siamo secondi con Quintana che chiaramente ci ha superato perché ha vinto il Tour. Mamma mia, possiamo vincere anche la classifica UC World Tour. Eccolo qua ragazzi, andiamo all'ultimo salita del percorso, che io non amo per niente i percorsi così. In realtà è la penultima salita, però non sbagliamola, magari grazie. Però soffro, i percorsi purtroppo li soffro, c'è niente da fare. Sempre sofferto in carriera, vediamo. Andiamo al nostro passo. Guarda il Cume, che bello fioi. Con la maglia di miglior giovane. Se ne va Bardet. Comunque Quintana mostruoso, complimenti a Quintana. Nairo show fioi. Nairo show. Ecco Formolo che è primo. Stanno salendo tutti. Anche Kreuziger che è secondo. Adesso, ultima discesa, cerchiamo di riposare un attimo. Bardet se n'è andato, quel porco di Bardet. Ma Bardet quanto ha Bardet? 30 secondi, è settimo. Rischia di fare lo scherzetto Bardet, eh? Rischia di fare lo scherzetto il porco di Bardet. Vai Kuma, cazzo, sto prendendo un po' di terreno.
Un po' una dormita qua di Venezia. No, ho sbagliato, devo prendere la borraccia, ho preso il gel. Ah, va bene, dai, forse che fermo stesso, però porca, che pirlone, potevo aspettare un altro po'. Almeno un chilometro, vabbè. Ok, siamo rientrati, però a fatica. E il Cume ci prova, signori, devo scattare adesso, il Cume scatta, il Cume scatta. Il Cume scatta con un più uno di giornata, Bardet sembra sulle gambe, attenzione veneziano. Attenzione al Cume. Si... vai Cume, adesso devo dare tutto, vai Cume, vai Cume, vai Cume, vai Cume, vai Cume, mostruoso veneziano. Mostruoso veneziano, ci andiamo no, attenzione Bardet all'ultimo, no! Mamma mia ragazzi. Cosa sto creando? Ho creato un mostro, raga. Ho creato un autentico mostro. Stagione della consacrazione, ragazzi, questa, dopo la vittoria del Tour. È nato qualcosa di grande sul Cume, per il Cume. Mamma mia, sono proprio sbloccato veneziano, Giro d'Italia, Parigi-Nizza, campionato italiano, in Lombardia, adesso anche il Tour di Polonia, al 99%. Bravo Cume. Un secondo, ragazzi. Bisogna vedere la cronometro. Detto che le vinco tutte di poco. Ok, raga, siamo con freschezza, beh, non bene, però ci recuperiamo. La forma in realtà non è neanche massimale, perché chiaramente dobbiamo ottenerla tra pochi giorni per la Vuelta. Però fioi qua stiamo veramente dominando. Voglio la tripla corona. Voglio il triplone, fioi. Lo pretendo. E dopo, chissà, 23 anni già vincere così, l'enfant prodige del ciclismo italiano, signori, e mondiale. Che cume, ragazzi, che cume. C'è anche il titolo mondiale, vediamo qua, speriamo, raga, non è detta, però che portiamo a casa il Tour di Polonia. Dai, ti prego, andiamo a vincere, andiamo a vincere, andiamo a vincere. Ai ai ai. No, però vinciamo noi. Yes! Mamma mia, 26 secondi da Romano. Doppietta Tinkoff Saxo, però, e si va a vincere anche il Tour di Polonia. Mamma mia, signori. Mamma mia, grandi. Non pensavo di vincerlo, sinceramente, invece è arrivato anche il Tour di Polonia. Buono. 32 vittorie in carriera. Un monumento, ragazzi, è una classica, cioè. Con Lombardia è il primo grande successo. E poi via via tutti gli altri. Proprio alla fine della terza stagione. Adesso manca la Vuelta, che tra le tre è la meno prestigiosa tra il Giro d'Italia e il Tour de France, però voglio la tripla corona, la pretendo adesso. Ok, qua abbiamo quasi un altro allenamento. La Vuelta parte subito, parte subito. Aspetta. Tanto la stanchezza ormai. Vabbè, andiamo giù qua. Vediamo il 25. Va bene così, dai, va bene così. Perfetto. Buono raga, sotto il comandone veneziano, questo video ci ha portato campionato italiano in linea e Tour di Polonia. Ragazzi, siamo devastanti. Ciao!